Tra i premiati con il Leone d'Oro a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, nella sede della Regione Veneto, anche il presidente dell'Umana Rail Federico Casalin. Dopo 2 scudetti tricolore in 3 anni, una Coppa Europea, la Coppa Italia della scorsa stagione. Ecco il Leone d'Oro per meriti sportivi. È un grande onore riceverlo, per un veneziano poi penso sia qualcosa di speciale. È un premio che ritiro, l'onore di ritirare, ma è un premio che va condiviso con tutti quelli che hanno collaborato con me, sia nella prima parte della mia carriera da atleta e poi adesso da dirigente. È dedicato sicuramente alla mia famiglia, che è il mio punto di riferimento e la mia vera forza. Il club vuole continuare a crescere. Puntiamo ad eccellere, a cercare di regalare soddisfazioni ed essere ambiziosi nel poter sia nella parte maschile che nella parte femminile arrivare fino in fondo e giocarci le nostre chance. Il femminile poi festeggia un trofeo importante molto recente. È stata qualcosa di speciale, qualcosa di importante, dopo tanti anni che ci mancava, aver raggiunto la vittoria a Schio della Supercoppa del 2020 è qualcosa di prestigioso ed è un buon auspicio per la prossima stagione. Tante le soddisfazioni e i traguardi raggiunti in questi anni. Difficile scegliere il titolo più bello. Difficile perché ultimamente abbiamo vinto tanto, ma io penso che il primo scudetto sia la cosa che rimarrà sempre impressa.